E qui nella piazzetta di quartiere di Tortorici troviamo l'antico mestiere del cestaio. Ma questi sono stati realizzati tutti da te? Sì, sì, certo. Allora. Lo faccio per hobby perché io lavoro e la sera d'inverno, autunno, inverno e primavera, mi dedico la sera a realizzare questi cesti. L'ho imparato da un signore qua a Tortorici, ho avuto il piacere che mi ha insegnato a imparare quest'arte e continuo la tradizione e spero che qualcuno la continui dopo di me perché sono degli utensili panari che una volta si usavano, ora abbiamo le buste di plastica, una volta invece usavano questi qua in casa sia per raccogliere frutta, ortaggi, per dire questo qua lo chiamavamo qua a Tortorici ziruni e si conservava il pane e si faceva pure il coperchio per durare un po' più a lungo al fresco. Quindi spero che continui la tradizione dei panari, che io ho il piacere di imparare a qualche altro ragazzo. Mentre qui cosa abbiamo Questa qua si chiama la cufina, è un cesto grande che una volta si utilizzava per mettere pure nocciole, per riempirla, ora non si usa più, io l'ho fatta solo per bellezza, per continuare a vedere qualcuno che passa, che non conosce quello che cos'è, io glielo spiego e basta, l'ho realizzata tanto per conoscenza. E qui vediamo i materiali che servono per... Questo qua è il vimini, questo qua è proprio il salice che si raccoglie a luglio, poi si deve togliere la pelle e viene bianco. Questo qua invece è il salice naturale per come nasce, che con tutta la pelle è nel marrone. Dopo ci sono altri tipi di materiali, questo è l'olmo, quello grigio per dire l'ulivo selvatico, molto bello. Quando uno intreccia può realizzare pure fare dei disegni che intrecciano tutti tipi di materiale di virga, per dire qua c'è sia l'ulivo sia il salice e vengono colorati, solo questione di fantasia soprattutto. Ma quanto tempo ci vuole per realizzare un cesto? Per realizzare uno di questi qua, avendo tutto il materiale a disposizione, ci vorrà 2 ore, 3 ore, io non calcolo mai il tempo preciso, però il lavoro che c'è alle spalle per andare a raccogliere la virga, canne, dividerle, pulirle e fare il tutto, bisogna calcolare già 8 ore di lavoro. Ma soprattutto ci vuole tanta esperienza. Ci vuole esperienza e passione soprattutto, per imparare ci vuole la passione, perché se non ha passione secondo me non realizza niente. Lì vediamo altri cesti, vediamo anche la base. Sì, questa qua è la base, l'ho realizzata poco fa. Da qua si inizia il fondo con i montanti, dopo che qua si va a costruire, si fa o col manico e viene un cestino, oppure un semplice cestinetto senza manico come centro tavola. Questo qua è piccolino, viene per bellezza, è simile a uno di questo qua. Se lo può usare per mettere frutta secca e altre cose, pure le caramelle. Ecco, oggi sono oggetti che magari i visitatori portano a casa per abbellire un angolo. Sì, una volta invece venivano utilizzate perché servivano in casa perché non c'erano buste di plastica, quindi si utilizzavano panieri, cestini, vari utensili proprio per realizzare, servivano a casa. Oggi qui a questo evento per ricordare il nostro passato e valorizzare il centro storico di Tortorici. Sì, certo, io partecipo apposta proprio perché ho il piacere di realizzare, io li faccio durante l'inverno e li espongo solo qua a Tortorici l'11 d'agosto, non li pubblico perché li vendo e dopo non ho cosa pubblicare. Ho il piacere di esporli qua, per il paese. Complimenti. Grazie.